È ufficiale, il governatore Nello Musumeci conferma oggi la sua ricandidatura a presidente della regione, lo ha dichiarato durante una trasmissione televisiva. Fermento politico? Io in tutto questo fermento non l'ho visto, continua Musumeci, il mio fermento è legato all'apertura dei cantieri, alla spesa dei fondi europei, alla necessità di restituire a fine legislatura una Sicilia migliore di quella che ho trovato. Poi se il fermento e la dialettica tra forze politiche, ben venga. In questo momento il presidente della regione si chiama Nello Musumeci, poi verrà il momento per i partiti di decidere se candidare o meno il presidente uscente. Se non ci fosse stata la pandemia io avrei salutato tutti, continua Musumeci, ma questa situazione non mi ha permesso di realizzare tutto quello che volevo fare, per cui sarà solo un arrivederci. Sarò in campagna elettorale alle prossime regionali, vedremo se i candidati saranno 2, 3 o 4. Questo quanto affermato durante la trasmissione televisiva il presidente Nello Musumeci. Intanto arrivano delle novità all'Assemblea regionale siciliana, un accordo viene fatto tra Forza Italia e Sicilia Futura, Italia Viva. Nella conferenza stampa che si è svolta presso i locali dell'Assemblea regionale siciliana è stato sancito un rapporto di collaborazione fra i gruppi parlamentari di Forza Italia e Sicilia Futura, Italia Viva, che rimane in minoranza. I due gruppi concorderanno iniziative parlamentari comuni e avranno come obiettivo politico nei prossimi mesi quello di una integrazione sui territori con il proposito di dare vita a liste in comune alle prossime elezioni amministrative regionali in Sicilia. Sarà una collaborazione che, ne siamo certi, ci consentirà di raggiungere ottimi risultati nelle varie competizioni elettorali. Abbiamo gettato le basi per dare vita a un'area liberale, moderata e democratica. Questo quanto affermato in una nota congiunta dai deputati Tommaso Calderone e Nicola D'Agostino, rispettivamente capogruppo di Forza Italia e di Sicilia Futura Italia Viva, presso la Sala Gialla all'Assemblea regionale siciliana, alla presenza del presidente dell'ARSI Gianfranco Miccichè e del deputato Edi Tamaio.